Valerio Baldovin, coach della Pallavolo Padova, campione regionale Under 19 maschile. Che partita è stata intanto la finale con l'Agorà? Una partita abbastanza, il risultato, i parziali sono stati abbastanza netti, però non era una partita semplice da gestire per noi, perché avendoci già giocato e avendo superato Treviso in semifinale, dove era lo scoglio del punto di vista tecnico maggiore, non è una partita facile da interpretare dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'attitudine. Invece siamo riusciti a partire subito molto bene, sia in servizio sia a muro ma anche in difesa, e quello ci ha dato il là, diciamo, per tutta quanta la prestazione. Cosa ti è piaciuto di più della tua squadra in questa finale? Guarda, diverse cose dal punto di vista tecnico, si può parlare della battuta, soprattutto della battuta sotto float, in alcuni frangenti abbiamo fatto molto bene a muro, in altri abbiamo fatto molto bene in difesa. Ma quello che mi è piaciuto sostanzialmente di più, che era una cosa che avevo chiesto in particolare ai ragazzi, è l'atteggiamento che hanno avuto durante la gara, senza perdersi troppo dietro i punti, avanti o dietro che si era, cercando di giocarcela punto dopo punto con la massima serenità possibile. Poteva essere un problema aver vinto 3-0 la finale interprovinciale, invece a livello mentale hanno risposto molto bene i tuoi. Certo, infatti questa era secondo me la difficoltà maggiore della partita. E adesso, mi stanno prendendo in giro. E adesso si aprono le porte delle fasi nazionali. Sì. Adesso niente, andiamo a giocarci le finali nazionali a Napoli con la massima umiltà possibile, con la consapevolezza di poter far bene, di avere gli strumenti comunque per giocarci tutte quante le partite. Poi lì ogni partita fa stare a sé, insomma, adesso è inutile stare a fare troppi ragionamenti. L'importante è questi 2 mesi che ci separano prepararsi al meglio per essere pronti, insomma. Allora complimenti ancora a Valerio Baldovin della Pallavolo Padova e in bocca al lupo. Grazie.